Allora, buonasera a tutti e grazie per essere qui a questa serata su salario minimo e sanità pubblica organizzata dalle associazioni Fornaci Rosse, Circolo Cosmos e Paese Reale. E sanità pubblica e salario minimo sono alcuni temi importanti di una campagna lanciata da Paese Reale, di cui fa parte Gwendalina Anzolin. E lascio la parola a lei e vi auguro buona serata. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere qui nonostante il clima, il freddo, i contagi, la quarantena. Io sono Gwendalina Anzolin, sono una ricercatrice universitaria in economia politica e questo doveva essere un evento quasi tutto in presenza, ma ahimè c'è qualche quarantena anche tra di noi. Inizio a presentare chi sarà qui con me stasera. Susanna Camusso, non ha bisogno di troppe presentazioni, responsabile delle politiche internazionali e di genere della CGIL. Giancarlo Go, infermiere e funzionario della funzione pubblica della CGIL nazionale. Ok. Ah sì, la mascherina, scusami. Ok. Ok, ora si sente meglio. Carlo Cunegato, consigliere comunale a Schio, portavoce del Veneto che vogliamo e attivista dell'Associazione Paese Reale, e Giulia Miglioranza, segretaria generale della funzione pubblica CGIL della provincia di Vicenza. Ve li ho detti nell'ordine in cui interverremo. Come ha annunciato Greg, questa sera cerchiamo di affrontare due temi che secondo noi sono di fondamentale importanza perché toccano la vita quotidiana di tutti noi, quindi il salario minimo e la questione sanitaria, che è una questione molto ampia. Come diceva Greg, e qui faccio un passo indietro, due parole per raccontarvi un pochino che cos'è Paese Reale, poi io e Susanna Camusso ci concentreremo un pochino di più sulla questione del salario minimo, mentre Giancarlo, Carlo e Giulia parleranno a livello nazionale, regionale e provinciale della questione sanitaria. L'associazione Paese Reale è una neonata associazione che ha deciso di provare a fare una campagna su tre temi che secondo noi sono di fondamentale importanza: il salario minimo, un salario minimo legale, Italia, Austria e paesi scandinavi che però funzionano in modo diverso e hanno salari nettamente più alti dei nostri, sono gli unici paesi a non avere ancora un salario minimo in Italia. Un reddito di cittadinanza ampliato e rivisto è la nostra seconda proposta, e la terza riguarda servizi pubblici nell'ottica di più assunzioni, e in particolare noi proponiamo 1 milione di assunzioni pubbliche con un focus su sanità e educazione. Stasera proviamo un po' ad approfondire la questione sanitaria. E come dicevo, sono due questioni che toccano la vita di tutti noi, perché quanto riusciamo a guadagnare e come prende forma il nostro diritto alla salute sono, direi, due questioni essenziali che incidono sulla possibilità anche di fare dei progetti e di organizzare la propria vita, ecco, mettiamola così. Parto e sì, vogliamo cercare di avere sui 10 minuti ciascuno, così poi magari facciamo un po' di interazione che ci è mancata parecchio, almeno mi è mancata parecchio in questi mesi. Un'ultima cosa, queste tre campagne che vi ho detto nascono un po' con l'idea di non voler reinventare la ruota, e è il motivo per cui abbiamo iniziato una serie di chiacchierate con organizzazioni, associazioni, ad esempio il Forum Diseguaglianze e Diversità, alcuni pezzi del sindacato Funzione Pubblica, FLC anche per quanto riguarda la parte dell'educazione, perché come sappiamo ci sono tante realtà che fanno tantissimo sul nostro territorio, quindi forse la nostra volontà più grande è quella di provare a mettere insieme, ecco, vari pezzi che fanno cose che potrebbero parlarsi. Quindi due parole sul salario minimo, che è l'ambito di cui mi sono un po' più occupata tra i compagni e le compagne di Paese Reale. Ma il contesto in Italia è abbastanza deprimente, non so se avete letto, forse basterebbe un solo dato, potrei chiudere la parola e potremmo passare già ad altro. Qualche settimana fa è uscito il dato OCSE su come sono cresciuti i salari medi a parità di potere d'acquisto nei paesi europei. Ecco, l'Italia è l'unico paese che dal 1990 al 2019 i salari medi sono diminuiti del 2,9%.
Un altro dato interessante sono gli stipendi medi al netto, lo stipendio medio in Italia è sui 21.200 euro e la settimana scorsa ho scoperto, non so quanto affidabile sia, però mi è parso molto interessante ed è anche stato ripreso, magari voi del sindacato mi potete dire se effettivamente è uno strumento sensato, c'è un sito che si chiama irpef.it.com e sostanzialmente si può inserire il proprio salario netto e si vede dove si è nella distribuzione dei salari. Ecco, se si inserisce la cifra di 16.500 euro si vede che si è nel punto mediano, quindi il 50% degli italiani prende meno di 16.500 euro netti all'anno. Anche questo è un dato che insomma potrei chiudere qui. Però ve ne voglio dare qualche altro e in particolare la disuguaglianza sui redditi. Qualche settimana fa è stato pubblicato come è cambiata la disuguaglianza sui redditi dal 2019 al 2020. Si misura con l'indice di Gini, che in realtà è un indice che per i paesi sviluppati oscilla tra il 28-25% e il 35%. Ecco, in Italia la disuguaglianza sui redditi è passata dal 36,5% al 41,1%. Giusto per darvi un'idea, il 41,1% in termini di disuguaglianza a livello paese, la disuguaglianza che ha un paese come Haiti o come gli Stati Uniti, che non sono proprio tra i paesi più uguali a cui possiamo pensare. Il nostro documento, prima di darvi proprio i punti della proposta, è impostato su una serie di motivazioni sociali e una serie di motivazioni economiche, come le abbiamo chiamate. Ecco, passo sulle motivazioni sociali, nel senso che già il fatto che ci sia l'11% dei lavoratori poveri in questo paese, quindi che una persona pur lavorando e con un contratto viva in condizioni di povertà, appunto parla da sola. Trovo che sia interessante provare ad approfondire anche le motivazioni economiche, ce ne sono di politica economica, ce ne sono due che voglio provare a raccontare come spunti anche di riflessione. Da un lato il fatto di avere salari così bassi negli ultimi 20 anni, ma forse anche di più, è stata l'unica componente su cui diciamo le aziende hanno sempre potuto spingere al basso e questo ha anche creato un problema. L'Italia è un paese che innova poco e in cui le aziende investono molto poco perché la fonte di profitto rimane lo schiacciamento dei salari. E poi c'è anche un altro problema legato alla domanda interna e alla ripresa un pochino, no? Ci sentiamo dire ieri c'era la notizia di un rimbalzo del 6%, però a parte che rispetto al meno 9 che abbiamo fatto, il 6% dobbiamo ancora capire chi lo sente e come lo sente, ma forse sia la crisi finanziaria che c'è stata qualche anno fa che questa crisi legata al Covid ci hanno anche insegnato, con tutti i problemi legati alle catene del valore, che forse puntare la propria strategia di crescita solo sulle esportazioni non è la cosa migliore. Ecco, quindi un paese che vuole provare a crescere non solo pensando a quello che esporta, ma anche pensando a quella che è la domanda interna, una ripresa della domanda interna, non può non ripartire dalla questione salariale. E poi ci sono anche tutta una serie di questioni interessanti, magari ci possiamo tornare dopo, sui falsi miti, come un po' li abbiamo chiamati nelle nostre discussioni legati al salario minimo. Ad esempio, se si inserisce il salario minimo c'è più disoccupazione, oppure il rapporto fra salario minimo e chiusura delle aziende, oppure ancora il rapporto fra salario minimo e costo del lavoro. Ecco, esempio sull'ultimo punto, in Italia il costo del lavoro è alto, ma Germania, Austria, Francia hanno costi del lavoro più alto e hanno salari nettamente più alti, quindi o ancora la questione della disoccupazione. In Germania il salario minimo è stato introdotto, se non sbaglio, nel 2015 e è stato pubblicato qualche settimana fa uno studio che in realtà sfata questi miti uno a uno, in particolare si vede come i salari della parte più bassa della distribuzione siano aumentati. In breve la nostra proposta, prima di diciamo un grosso pezzo anche della discussione ha riguardato il rapporto fra salario minimo e il sindacato. La nostra volontà di tenere dentro il sindacato nella conversazione perché pensiamo che non possa esistere salario minimo senza sindacato e che anzi sia una misura che vada a rafforzare la posizione del sindacato.
Ecco perché il primo punto della nostra proposta è l'estensione cosiddetta erga omnes della retribuzione complessiva prevista dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative a tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore in cui opera un'impresa. La questione sulla legge della rappresentanza, ma poi magari se ne parlerà meglio Susanna Camusso, viene anche toccata dall'attuale proposta di legge Catalfo che è in Parlamento, e assieme all'estensione erga omnes sono due tasselli fondamentali per avere un salario minimo che tenga dentro il sindacato e che anzi appunto lo potenzi. La nostra proposta, ce ne sono varie, non so se insomma state seguendo un po' il dibattito sul tema, ma c'è una proposta di legge di possibile, ora ne sta parlando anche PAP, è di 10 euro lordi l'ora, e si tratta di un minimo retributivo che lascia la contrattazione collettiva a tutto il resto, quindi in termini di tredicesima, quattordicesima, trattamento fine rapporto. E prevediamo anche, come la nostra proposta è abbastanza simile a quella che ha fatto anche un'altra organizzazione, non so se conoscete il Forum Diversità e Disuguaglianze, con cui anche ci siamo confrontati, prevede la commissione, una commissione che riveda periodicamente, in cui ci sia dentro anche in questa commissione un pezzo di sindacato, e stiamo lavorando, non sono lavori che si iniziano e si finiscono, ma è un pezzettino alla volta. Ci piacerebbe iniziare un ragionamento per provare a estendere il salario minimo anche per i lavoratori autonomi, anche per coprire tutte quelle insomma false partite IVA che sappiamo ci sono. Ecco, io chiudo e vorrei lasciare la parola a Susanna Camusso con due domande. La prima è un pochino di spiegare questo nodo tra salario minimo e sindacato, e anche l'importanza dell'estensione erga omnes e di fare una legge sulla rappresentanza di cui si parla da tanto. E il secondo punto, vista anche la delega che ha, è un pochino che cosa aspettarci da questa proposta europea. Ora il Parlamento l'ha passata al Consiglio europeo, sappiamo che ci sono una serie di problematiche, paesi del nord Europa in cui la contrattazione collettiva funziona in maniera molto diversa, per esempio sono contrari, quindi anche un po' qual è l'impressione di come andranno le cose nei prossimi mesi. Okay. Buonasera, buonasera. Ci sono, va bene? Dicevo buonasera, grazie dell'invito. Io ho già, come dire, avuto occasione di incontrare il gruppo di lavoro di Paese Reale rispetto al tema del salario minimo, apprezzando molto lo sforzo, il lavoro che hanno fatto per motivarlo. Quindi parto da come dire, da un atteggiamento positivo rispetto alla proposta, perché affronta alcuni problemi reali e alcune paure meno reali, ma che comunque ci sono. Il sindacato italiano ha sempre pensato e letto l'esistenza di una possibile contrapposizione tra il salario minimo e i contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa preoccupazione, visto che, come dire, grande parte della copertura salariale contrattuale deriva per i lavoratori e le lavoratrici dai contratti nazionali, è sempre stata una preoccupazione, come dire, non di tutela del ruolo delle organizzazioni, ma di tutela della possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di avere un insieme di diritti che non si esaurisse nella questione salariale. Questa opinione, che è stata che è un'opinione, come dire, molto presente nelle organizzazioni sindacali italiane, non è altrettanto presente in altre organizzazioni. Penso per esempio alla DGB, cioè l'organizzazione sindacale tedesca, che per lungo tempo aveva osteggiato il salario minimo, che poi invece conviene nell'introdurlo nel 2000 e 2015, e che adesso è è stata tra le principali fautrici del fatto che il programma del nuovo governo tedesco prevedesse l'incremento del salario minimo. Provo a utilizzare il caso tedesco per spiegare anche la possibile evoluzione della discussione italiana. In realtà i compagni del sindacato tedesco si sono convinti del tema salario minimo quando con quelli che vengono chiamati in gergo i mini job, cioè quelle forme contrattuali, tra molte virgolette, comunque dei lavori a poche ore e poco retribuite, hanno
progressivamente rappresentato un livello di estensione di precarietà e di difficoltà nel mercato del lavoro, mentre si fermava, diciamo così, la tutela contrattuale, la copertura contrattuale. Se lo dovessimo dire nel gergo italiano, l'hanno letta come una soluzione per affrontare il tema della precarietà e dell'erosione di diritti e di salario attraverso forme contrattuali non ordinarie, tema che, come è assolutamente evidente, abbiamo anche noi, non so se in proporzioni analoghe o inferiori, ma è sicuramente una delle ragioni che dovrebbe spingere le organizzazioni sindacali a domandarsi come incrementare la loro copertura contrattuale, che oggi è debole in particolare sui cosiddetti nuovi lavori. Poi a mio avviso sono vecchissimi, nel senso che li chiamiamo rider, ma stiamo parlando di facchinaggio e così via, ma comunque sono chiamati nuovi lavori sul lavoro sempre più marginalizzato delle donne e sulla atipicità di un infinito numero di forme contrattuali che, lasciando in equivoco se sono forme di lavoro dipendenti o forme di lavoro autonomo, approfittano per determinare l'assenza di regole. Allora credo che il tema vero sia come si costruisce un assetto che, riconoscendo e definendo un salario minimo, perché noi non ce l'abbiamo, nello stesso tempo sostenga e rafforzi la contrattazione nazionale. Perché c'è bisogno di rafforzare la contrattazione nazionale? Per una cosa che si racconta sempre meno, ma che invece è fondamentale, e cioè che nel nostro paese si sono moltiplicati i cosiddetti contratti nazionali di lavoro. Ai contratti nazionali di lavoro classici, quelli firmati dal sindacato confederale, si sommano una serie di contratti che noi chiamiamo pirata, che sono tutti costruiti sul principio del dumping contrattuale, cioè se le condizioni previste dal contratto firmato da CGIL e CISL e UIL sono queste, togliamo a tutto sul terreno dei diritti, sul terreno del salario, sul terreno delle garanzie qualcosa, in modo che così diminuisce il costo del lavoro e si può fare concorrenza sleale. È un fenomeno che deriva molto dalle forme progressive di esternalizzazione e frammentazione dei cicli produttivi, per cui il mondo degli appalti, che è un mondo sempre più ampio, è un mondo che viene conteso dal punto di vista delle gare e dell'ottenimento degli appalti, tutto giocando sulla riduzione dei diritti dei lavoratori e dei salari dei lavoratori. Per questo non c'è solo un tema che è difendere la contrattazione, ma c'è un tema che è difendere una contrattazione di qualità e che risponda a dei criteri democratici di rapporto con i lavoratori e di rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici. Da qui il tema della legge sulla rappresentanza, che per noi è da lungo tempo parte di una proposta di legge che abbiamo presentato, la Carta dei diritti universali dei lavoratori e delle lavoratrici, che è un tema che il Parlamento italiano nella storia ha affrontato varie volte senza mai riuscire ad arrivare a una conclusione, che significherebbe un doppio criterio: uno, misuri chi rappresenta e quanto rappresenta, quindi se è rappresentativo e in grado di sottoscrivere quindi dei contratti nazionali, come avviene oggi per i pubblici che hanno le regole di rappresentanza, e nello stesso tempo, nella nostra idea, determina dei criteri democratici, cioè non bastano i sottoscrittori, c'è l'approvazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici delle soluzioni che vengono trovate. Tutti temi che erano nella proposta di legge Catalfo, che sono in molte delle proposte di legge e che sono, così provo a chiudere sulla seconda domanda, dentro la proposta di direttiva europea di cui abbiamo discusso in questi mesi e che adesso va al trilogo, cioè al confronto tra quanto varato dal Parlamento europeo e quanto discusso nel Consiglio europeo. Con opinioni tra il Parlamento e il Consiglio che non sono affatto analoghe. Noi, come dire, sosteniamo le tesi e le modifiche che ha costruito il Parlamento europeo, siamo molto più preoccupati invece dell'atteggiamento dei governi, perché c'è
una minoranza che può essere anche minoranza di blocco, quindi una minoranza consistente di paesi che al salario minimo si oppongono, con una strana miscellanea, perché si oppongono al salario minimo l'Ungheria e la Polonia, quindi diciamo con una posizione non certo a favore dei lavoratori, ma contemporaneamente si oppongono anche i paesi nordici, che invece hanno, come dire, una tradizione laburista molto diversa da quella che non caratterizzi Polonia e Ungheria. Anche se io devo dire che trovo non del tutto comprensibile la posizione dei paesi nordici, visto che comunque non c'è un obbligo all'applicazione del salario minimo per i paesi che hanno una copertura contrattuale superiore al 70%, quindi in realtà potrebbero tranquillamente difendere il loro sistema senza bisogno di impedire la nascita della direttiva. Perché sosteniamo la direttiva? Perché la direttiva in realtà ha recepito, sia nella prima versione della Commissione, ma sia soprattutto dopo gli emendamenti del Parlamento europeo, che ci deve essere un equilibrio tra salario minimo e contrattazione collettiva. Perché un equilibrio? Perché in un rapporto di lavoro il salario è sicuramente importante, ma non è tutto. Ci sono, come dire, molte caratteristiche di un rapporto di lavoro, penso all'inquadramento professionale, penso agli orari di lavoro, penso al diritto alla malattia, a una serie di altri istituti che sono invece regolati dalla contrattazione collettiva e che caratterizzano una condizione positiva di lavoro. Vedremo in primavera, in realtà questi sono più o meno i tempi effettivi, noi qualche preoccupazione ce l'abbiamo su 2 terreni. Uno, quello che ci siano delle clausole di autoesclusione, cioè che si affermi un principio che sul lavoro sarebbe davvero molto delicato, e cioè che ci sono paesi che possono decidere di non applicare le direttive. Siccome il senso di quella direttiva europea è l'idea di una convergenza dei salari europei verso l'alto, anche per evitare le forme di dumping interno alla comunità europea, il principio di autoesclusione da parte dei paesi rende vano un'idea di progressivo avvicinamento delle condizioni. La seconda, che molti paesi sono a sostegno dell'ipotesi delle categorie che vengano escluse. Per capirci, c'è chi propone l'esclusione dell'agricoltura, chi propone l'esclusione di pezzi del mondo dei trasporti, cioè tutte quelle aree in cui invece sarebbe fondamentale affermare che sotto una certa condizione di reddito non è possibile lavorare, perché sono quelle su cui più si sono esercitate sia le forme di contratto pirata, sia le forme, se parliamo di agricoltura penso al caporalato, e credo che non ci sia bisogno di spiegare maggiormente tutto questo. Per cui dalla direttiva europea potrebbero venirci cose positive, nel senso di un ordinamento europeo che prevede il salario minimo e che prevede la contrattazione collettiva come gli strumenti per agire sui salari e sulle condizioni di lavoro, il vincolo per gli appalti e così via, oppure come dire, si potrebbe manifestare, ma speriamo che non sia così, di nuovo una tendenza di divisione dentro l'Europa, con paesi che continuano a lavorare sul peggio delle tentazioni di concorrenza interna basata sulla maggiore riduzione. Ultima battuta, io credo che questa discussione sia bene aprirla nel paese, si era in qualche modo aperta, poi è riscomparsa dall'orizzonte, perché se c'è una cosa che è stata insopportabile di questi mesi è stata la polemica sul non accettano lavoro perché c'hanno il reddito di cittadinanza e stanno sul divano. Cioè la polemica basata sull'idea che retribuzioni sotto i 500 € per lavori a tempo pieno siano delle retribuzioni accettabili, già in un paese dove, diciamo così, le retribuzioni non sono sicuramente alte. L'altra cosa che è stata in qualche modo odiosa nella polemica contro lo sciopero generale del 16 scorso, è stata quella di chi diceva: vabbè, ma in realtà se vogliono difendere i lavoratori poveri, o in particolare i giovani, dovrebbero sapere che sono nell'area
di coloro che non, degli cosiddetti incapienti, cioè di coloro che non arrivano ad avere un reddito sufficiente nemmeno poi ad avere le aliquote dell'IRPEF. Cioè un'idea nel paese che come dire, il lavoro non valga assolutamente niente, che bisogna essere disposti a qualunque cosa pur di lavorare. In un paese in cui la disoccupazione si chiama prevalentemente donna, oppure giovani, oppure mezzogiorno, cioè nel campo delle maggiori diseguaglianze che attraversano il paese, avere anche l'idea, come dire, che essere poveri è una colpa è come lastricare una via infernale invece che un terreno e una possibilità di affermare delle condizioni di lavoro e di salario positive per i lavoratori e le lavoratrici. Grazie. Grazie mille, e ora passerei la parola a Giancarlo, Carlo e Giulia in quest'ordine, che ci danno una panoramica sulla dimensione nazionale, regionale e provinciale della sanità, da numeri a tutto ciò che rende questo campo così complesso. Grazie mille, buonasera a tutti quanti. Mascherina. Buonasera a tutti quanti, grazie dell'opportunità, dell'invito, insomma, di poter essere qui con voi per affrontare la questione legata a quello che sta succedendo anche in questo momento a livello nazionale per quello che riguarda la sanità. Una situazione particolarmente complicata, secondo tutti quanti, è inutile che riprendiamo in mano tutto quello che sta succedendo. La realtà è che questa situazione, questa pandemia ci ha dato lo spunto in qualche modo, l'opportunità per rivedere un po' quello che è il nostro sistema sanitario nazionale. Voi sapete in particolare che per quello che riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è un capitolo in particolare dedicato a una missione, la missione 6 Salute, che dovrebbe cogliere l'occasione per rivedere quello che è stato messo in crisi dalla pandemia, che ormai ci perseguita da un paio di anni. Allora, guardate, io credo che come cittadini, come sindacato, abbiamo l'obbligo di verificare queste risorse. Parliamo di molte risorse che saranno messe a disposizione, sappiamo oltre 200 miliardi in generale per il PNRR. Parliamo di 15 miliardi e mezzo che poi diventano alla fine, con altre risorse che sono state messe a disposizione, diventano quasi 20, e con le ulteriori risorse che sono già state stanziate per il personale arriviamo quasi a 23 miliardi. 23 miliardi che dovrebbero servire in particolar modo, la stragrande maggior parte di queste risorse, per costruire, ricostruire tutto quello che è l'organizzazione del nostro sistema sanitario. In particolare per quello che riguarda il rilancio di quella che ormai possiamo dire in qualche modo è, da una parte abbiamo una cosa già consolidata, diciamo così, che è la struttura, la rete ospedaliera, nonostante sia stata depauperata nel corso di questi anni, in particolare le regioni hanno ridotto in maniera importante il numero di posti letto. Da una parte c'era un decreto che lo prevedeva, dall'altra questa riduzione non è stata adeguata a quelle che erano le reali esigenze sanitarie dei cittadini sul loro territorio, e questo è un atto di fatto. Dall'altra, quello che era previsto dalla prima riforma, vera riforma sanitaria, che era quello di far procedere queste due cose insieme, no? La parte ospedaliera e la parte territoriale, in realtà anche se la parte territoriale era partita, di fatto ad oggi l'abbiamo completamente smantellata, e la pandemia ha confermato questa situazione. Quindi vediamo alla missione 6 del PNRR. Permettetemi, mi aggancio a questa cosa qui perché poi voglio arrivare a un punto preciso. Cosa prevede la missione 6 sostanzialmente? La realizzazione, per esempio, di case di comunità, centrali operative territoriali. Qua in Veneto in parte le conosciamo già, anche se verranno connotate in maniera leggermente diversa, gli ospedali di comunità, e una rivisitazione, quindi soprattutto dal punto di vista strutturale. Questi soldi sono disponibili per la parte strutturale. Cosa succede? Questa però missione 6 indica, oltre che a come dovranno essere realizzate queste strutture, anche come dovranno essere diciamo attrezzate e riempite, in particolare per quello che riguarda il personale.
Io a livello nazionale in particolare mi occupo di professioni infermieristiche e quindi dalla mia parte ho analizzato un po' quali sono le ricadute di questa missione 6 per quello che riguarda il personale. Cioè nel contesto generale di quella che è tutta la missione 6, perché poi si parla anche in altre parti del PNR, per esempio di tutto il nuovo approccio alla telemedicina, di tutto quello che è l'ampliamento dell'assistenza domiciliare. Sapete che la volontà è quella di aumentare di almeno il 10% della presa in carico degli anziani a domicilio. C'è tutta la partita legata alla creazione all'interno delle case della comunità di far confluire all'interno delle case della comunità per esempio i medici di base, e qui sapete c'è tutta la partita in ballo, dipendenza oppure no. La realtà è che ci troviamo in una situazione in cui, bellissimo progetto, ma quando è un momento di mettere i numeri e le persone all'interno di queste strutture, vediamo che i conti non tornano. In particolare cosa facciamo riferimento? Se vediamo il fulcro, quello che è in questo momento il professionista, naturalmente dentro quei contesti abbiamo assistenti sociali, abbiamo psicologi, abbiamo i medici di medicina generale, abbiamo gli operatori, abbiamo i fisioterapisti, abbiamo tutte le professioni, perché noi crediamo che sia indispensabile oggigiorno entrare in un contesto di equipe multidisciplinare. L'Agenas sta lavorando molto per quello che riguarda la messa in pratica di tutte queste, per fare in modo che ci sia un'organizzazione adeguata all'interno di questi contesti, da una parte, e dall'altra sta indicando anche gli standard, una parte già indicati dal PNRR, la missione 6, e in parte indicati appunto da un'attività che è stata data ad Agenas. Voi sapete che l'Agenas è l'Agenzia Nazionale delle Regioni, che ha un incarico, che ha un scopo principalmente organizzativo, e quindi stanno lavorando anche su questo aspetto qui. Però tornando a noi, tornando un po' a quelli che sono i numeri, attualmente per dar vita a tutte queste strutture, in base ai nostri studi, in base a quello che abbiamo visto, ci vogliono ad oggi circa 30.000 infermieri in più rispetto a quelli che abbiamo già a disposizione. Tenete conto che solo per prendere in carico il 10% in più degli anziani parliamo di circa 807.000 anziani in più da seguire a domicilio, parliamo solo per questo di 5.300 infermieri in più a livello nazionale. In questo contesto si inserisce anche l'infermiere di famiglia e comunità, anche questa una figura che c'è da molti anni. Si tratta attualmente, il titolo si ottiene tramite un master post-universitario, dopo la laurea triennale in infermieristica si può accedere a questo master. E anche questo infermiere di famiglia e di comunità probabilmente l'avete già sentito nominare già dall'estate scorsa, perché doveva essere un po' quella figura di riferimento sul territorio che doveva essere sfruttata per dare quell'assistenza necessaria direttamente ai pazienti a domicilio che erano in isolamento per Covid. Tanto è vero che all'interno dei decreti che ad oggi sono stati emanati si parlava di addirittura 8 infermieri ogni 50.000 abitanti, che tra l'altro le regioni stesse hanno deciso di aumentare attraverso un nuovo decreto, che è stato un nuovo patto che loro hanno sottoscritto. Si parla addirittura di, se non ricordo male, di 2.500 infermieri, un numero molto superiore insomma a quello che era già stanziato a suo tempo. Cosa succede alla fine? Succede alla fine che ad oggi, per poter dare la risposta che è prevista dal PNRR, e quindi bisognerà capire quali sono le azioni che da questo punto di vista verranno messe in campo a livello nazionale, tenendo conto già attualmente della carenza di quasi 60.000 infermieri solo per garantire gli attuali LEA. Voi sapete che i LEA sono gli attuali, sono praticamente quello che attualmente noi dobbiamo riuscire a garantire ai cittadini, previsto per la normativa che un'azienda deve garantire. Tenete
tenendo conto del fatto che comunque l'Italia in questo momento ha un numero di infermieri rispetto alla media OCSE molto inferiore, siamo arrivati al 6,2 contro l'8,8 a livello della media OCSE, tenendo conto dei pensionamenti e tutto quanto, i conti che abbiamo fatto noi sostanzialmente è che per poter dar gambe al PNRR mancano almeno solo di infermieri, almeno 200.000 infermieri. Questa è la situazione a livello nazionale. Cosa ci aggiungiamo a tutto questo? Ci aggiungiamo che la situazione è particolarmente grave, dopodiché anche Giulia racconterà un po' qual è la situazione a livello provinciale, a livello regionale. Io ho un quadro un po' generale di quello che sta succedendo in tutte le regioni. Abbiamo numerose regioni che hanno investito comunque in ogni caso sulle professioni, hanno investito sul personale, sborsando di tasca propria numerose risorse, in parte messe già a disposizione dal decreto 34, il famoso decreto rilancio dello scorso anno, e in parte perché comunque in vista anche di quello che era l'attuazione, perché ricordiamoci che siamo già partiti, il 2027 che è il termine per raggiungere quelli che sono gli obiettivi del PNRR praticamente dietro l'angolo, lo sappiamo benissimo, hanno avuto oggettivamente dei problemi di bilancio. Parlo per esempio della Toscana e dell'Emilia Romagna, non so se ne avete sentito parlare, che hanno sforato in maniera molto pesante quelli che erano i tetti di spesa per il personale e per la sanità. A fronte di altre regioni, in particolare mi viene in mente il Veneto, che invece è rimasta esattamente all'interno di quello che era il bilancio previsto dalla normativa. Come il Veneto anche altre regioni. Allora qui c'è da capire se sono stati più bravi quelli che hanno assunto quasi 1000 infermieri come la Toscana per dare risposte ai cittadini, a fronte comunque di risorse che erano già state impegnate anche per questo scopo, oppure le regioni che per rimanere all'interno dei tetti di spesa hanno preferito non investire sul personale. Cosa succede? Succede che, come vi dicevo, già il decreto bilancio l'anno scorso aveva messo a disposizione delle regioni solo per l'anno 2020 1 miliardo e 700 milioni per potenziare i servizi. Sto parlando di assistenza domiciliare, sto parlando di terapie intensive, sto parlando di centrali operative territoriali, sto parlando di assistenti sociali, tutta una serie di cose che tutte le regioni avrebbero avuto la possibilità di potenziare nell'arco di questo anno e che in realtà abbiamo scoperto che pochissime hanno usato. Qual è stato il risultato? Allora, il risultato è stato che numerose realtà stanno bloccando i posti letto di terapia intensiva, stanno bloccando gli interventi che richiedono posti letto di terapia intensiva perché non ci sono più posti all'interno di terapia intensiva. La realtà è che al 31 dicembre dello scorso anno dovevano essere attivati 3.500 posti di terapia intensiva in più e di questi 3.500 in realtà ne sono stati attivati poco più di 900. Quindi qui capite che c'è, oltre ad esserci un piano nazionale bellissimo, da riempire come non si sa in che modo, visto che comunque, parlando di numeri, abbiamo che a fronte dell'ampliamento degli accessi alla specialistica da parte dei medici, c'è stato un aumento di quasi un 33%. Per quello che riguarda le professioni sanitarie, in particolare la professione infermieristica, su 16.000 posti letto che c'erano a disposizione nel 20, quest'anno l'hanno portato a 17.000, a fronte di una richiesta delle regioni di 26.000 posti da mettere a disposizione e a fronte di 27.000 domande che ci sono state all'ultimo esame che c'è stato per poter essere ammessi e che quindi potrebbero potenzialmente essere stati tutti ammessi per cominciare a dare una risposta e per dar gambe a questo, al PNR e quelle che sono le esigenze che poi alla fine ricadono su quelle che sono le risposte ai cittadini. Carne al fuoco ce ne sarebbe tanta,
perché c'è da capire appunto come ha principalmente intenzione di gestire il governo questa, tra virgolette, autonomia che gli è stata data per legge alle regioni, o comunque in ogni caso come far sì che non basta, nel momento in cui io individuo il PNRR, individuo le risorse, come verificare che poi queste risorse vengano correttamente spese da parte delle regioni, che tutti i piani previsti vengono effettivamente portati a termine. Perché, e qui chiudo, abbiamo visto che anche nel momento in cui queste risorse vengono date alle regioni, spesso queste regioni, non si sa per quale motivo, non le utilizzano, se non dopo, la chiudo definitivamente, andare a chiedere allo Stato di poter usare quelle risorse che erano finalizzate, per esempio, per le terapie intensive, per poter essere liberalizzate e poter essere gestite esattamente come vogliono loro, e perché no, andare a recuperare prestazioni in particolare dal privato. E qua mi fermo. Grazie Giancarlo. Sulle regioni passo la parola a Carlo, che ci racconta della regione virtuosa. Allora, buonasera a tutti, ciao amici del Burci. Mi dispiace un sacco non essere lì con voi, speriamo vada tutto bene, perché come ricordate l'ultima volta che abbiamo visto una diretta con uno con il Covid che parlava è svenuto 2 volte. Allora, io ho deciso di aderire a Paese Reale perché ritengo che nel nostro paese ci sia bisogno di una svolta radicale. Una svolta rispetto a 30 anni di politiche del neoliberismo che ha aumentato in maniera abissale, inaccettabile ormai la diseguaglianza. Ecco perché ritengo che queste 3 battaglie, la battaglia contro la povertà, la battaglia per dei salari dei redditi dignitosi e una battaglia di cui parleremo questa sera in difesa di servizi pubblici di qualità, debba tornare al centro dell'agenda. Ecco, qualche giorno fa è successo qualcosa di straordinariamente importante per il paese, oserei dire uno spartiacque, vero? Perché il 16 dicembre c'è stato uno sciopero generale, uno sciopero che ha avuto un successo strepitoso, l'80% dei metalmeccanici, il 70% degli addetti ai trasporti, eppure c'è stata una stampa completamente avversa e una classe politica che potremmo definire ritirata su Marte, vero? Da Salvini che ha parlato di follia a Letta che si è detto stupito. È stata grande la battuta di Landini che ha detto sono stupito del loro stupore, cioè è come se questi personaggi vivessero in un mondo completamente a parte. Ecco, diciamo che non occorre uscire dal palazzo per rendersene conto, basterebbe leggere qualche rapporto, no? Ne cito 3. Uno l'ha citato prima l'amica Gwenda: i salari sono più bassi del 1990, cioè meno 2,9%, è appena uscito un altro rapporto dell'Ocse sulle pensioni che ti dicono che le pensioni in Italia hanno perso un potere d'acquisto del 15% in 20 anni e che ci dicono che con la Fornero noi andremo in pensione a 71 anni, 5 anni dopo la media europea di 66. Infine uno studio Ocse del 2019 che ci dice che lavoriamo più di tutti, 400 ore in più all'anno della Germania dopo la Grecia. Quindi la classe politica non capisce perché si vada in piazza, nonostante si guadagni sempre meno, si lavora più di tutti e si andrà in pensione più tardi di tutti. Perché faccio questo discorso? Perché dal mio punto di vista rimuovere le diseguaglianze significa pensare ai salari e alla povertà, ma tutto questo è intrinsecamente legato con il diritto universale alla salute. Oggi si parla di determinanti economico e sociali. Voglio citare solo uno studio di Garattini pubblicato in Micromega nel penultimo numero, dove parla per l'appunto del fatto che in una società così diseguale l'aspettativa di vita è assolutamente connessa alla povertà, alla ricchezza, al reddito, è connessa al titolo di studio. Ecco, cita uno studio inglese, ma secondo me forse Guendalina potrebbe confermare, la situazione dell'Italia è molto simile a quella d'Inghilterra, no? C'è ad esempio un altro studio che parla del rapporto, si chiama curva del grande Gatsby, del rapporto tra Gini e l'immobilità sociale, cioè una relazione di proporzionalità diretta
tra la diseguaglianza dei redditi e l'immobilità sociale. Ecco, l'Inghilterra e l'Italia sono molto simili, paesi diseguali, paesi dove non c'è mobilità sociale. Ecco, questo studio dice qualcosa di inquietante, cioè dividendo il paese, l'Inghilterra in questo caso, in decili di reddito, ci dice che il decile più ricco, rispetto all'aspettativa di vita, i maschi vivono 9,5 anni in più e le donne vivono 7,7 anni in più, ma rispetto alle aspettative di vita in buona salute ci sono 16,2 anni in più di vita per gli uomini, 19,4 per le donne. Cioè una donna ricca ha la possibilità di vivere in salute 20 anni in più di una donna povera, no? E questo penso che debba farci necessariamente riflettere. Ecco perché la battaglia sul reddito, la battaglia contro la povertà e la battaglia per il diritto universale alla salute sono battaglie necessariamente da portare avanti insieme, ed ecco perché spero che da Paese Reale nasca anche un dibattito, perché finalmente ci sia un partito che riesca a rappresentare nel nostro paese queste istanze. Ecco, arrivando al Veneto, partiamo dai numeri di oggi, che ancora una volta mettono in evidenza la distanza tra la narrazione autocelebrativa di Zaia e la realtà. No, sapete che Zaia sta girando tutto il paese con la brillantina del suo nuovo libro Ragioniamoci sopra, e continua a dire delle cose veramente sempre uguali a se stesse. Ha detto qualche giorno fa che la nostra sanità è una macchina micidiale. Ecco, voi sapete che la Regione Veneto ha gestito peggio di tutti la seconda ondata, e oggi purtroppo i numeri ci dicono che anche questa ondata, come dire, segna, come dire, un record negativo, perché oggi abbiamo più morti di tutti in Italia, 13, ma abbiamo anche più persone rispetto alla popolazione in terapia intensiva di tutte, cioè 159 contro i 165 della Lombardia, che però ha il doppio della popolazione. Quindi questa macchina micidiale in realtà è una macchina inceppata, è una macchina che ha bucato le gomme, no? E non perché, come dire, noi siamo facinorosi e di sinistra, ma l'ha detto lo stesso Flor, che è il direttore della sanità, già 3 settimane fa ha detto che il tracciamento è saltato. Allora, la pandemia ha permesso di far emergere anche nel dibattito pubblico quelle contraddizioni nella sanità veneta che erano già evidenti, ma che non erano ancora entrate come dire, nel dibattito pubblico. Secondo me le crisi sono due. Da una parte diciamo che dopo la riforma della sanità del 2016, che di fatto ha diminuito le US da 21 a 9, che ha centrato le decisioni nell'azienda zero, riforma che di fatto si accompagna, come diceva prima Go giustamente, a una difficoltà nel reperire personale. Ecco che si è presentata una situazione nella quale tutti i territori periferici vedono un declino dei servizi, no? Siccome mancano medici e se lavori in ospedale periferico hai dei turni di lavoro molto impegnativi, si fugge verso gli ospedali hub e centralizzati. Noi vediamo la crisi di Sant'Orso, la crisi di Asiago, abbiamo visto la chiusura del punto di primo intervento di Bovolone, la privatizzazione del pronto soccorso di Montagnana, e potremmo andare avanti alla lunga. Dopodiché però c'è la crisi della medicina del territorio, vero? Sapete che la stampa raccontava anche durante la prima ondata che il Veneto si era salvato grazie a una medicina territoriale efficientissima, e invece quello che noi vediamo è proprio il contrario. Proprio durante la pandemia uno studio dell'Università di Padova ha detto che il Covid ha colpito in maniera molto più forte e più letale proprio in quelle regioni dove mancavano i medici di base, e queste regioni, le peggiori in Italia, sono la Lombardia e il Veneto. Il SISAC ci dice che oggi in Veneto mancano quasi 500 medici di base. Ecco, a Vicenza lo avete visto perché proprio mesi fa si parlava della mancanza di 86 medici. Nel nostro territorio hanno chiuso 6 punti di guardia medica, e quindi c'è veramente un declino di una figura fondamentale, cerniera tra il cittadino e l'ospedale. Ecco, secondo una proiezione, per dire, nel 2026 1,2 milioni di veneti si troveranno senza medico di base. Ecco, poi c'è un altro aspetto veramente critico, ed è la crisi della salute mentale. Ecco, le persone
con problemi di salute mentale che sono, ahimè, aumentate dopo la pandemia, non trovano delle risposte. Cioè già, sapete, in Francia si spende l'8% della spesa sanitaria in salute mentale, in Italia il 3,5%, ma in Veneto addirittura il 2,4%. Non abbiamo medici, non abbiamo psichiatri, rispetto a una media italiana di 10 o 100.000 abitanti ne abbiamo 7, non abbiamo psicologi, rispetto a una media italiana di 3,82 ne abbiamo 2,25, e questo sta determinando una situazione per la quale da una parte non riusciamo più a dare risposte concrete nei territori. A Schio il centro di salute mentale è chiuso dal 2019, dall'altra parte assistiamo addirittura alla chiusura di reparti interi, la chiusura del reparto di psichiatria di Montecchio, e poi stiamo ritornando anche come griglia di interpretazione dell'esistente a una medicina che colpisce il modello basaliano. Ecco, ricordo solamente la legge 1673 del 2018 che di fatto sta reintroducendo nella nostra regione, facendoci fare un salto indietro di 40 anni, dei piccoli manicomi. Cioè hanno deciso di mettere in queste strutture delle persone che hanno anche solo 45 anni e che sono considerate di fatto perdute, no? Senza più un investimento nella riabilitazione, con quasi solo infermieri ed OS. E questo penso che sia assolutamente tragico. Mancano consultori, ecco, rispetto a un gold standard di uno ogni 20.000 abitanti, ne abbiamo uno ogni 50.000. Abbiamo una crisi forte delle RSA, cioè delle case di riposo, e voi capite che in una popolazione con una piramide demografica fortemente rovesciata, con una popolazione fatta sempre più di malati cronici, avere delle case di riposo in difficoltà è un problema veramente centrale. Ecco, anche qua mi rifaccio a quanto diceva prima Go. Se manca il personale, la sanità non funziona, e i direttori delle case di riposo hanno detto che solo nelle case di riposo venete mancano 1.600 infermieri. Cosa sta succedendo? Che dopo le riaperture del Covid non c'è più personale per riaprire i reparti. Ecco, infine, di fatto c'è una fuga vera e propria anche dagli ospedali, e nel 2019 quasi il 6% dei medici ospedalieri ha abbandonato il pubblico, non perché andava in pensione, ma perché o ha cambiato mestiere o è finito nel privato. Ecco, la privatizzazione è oramai una evidenza. Ecco, sapete che già nel 2017 il Censis ci aveva detto che ben 800.000 venti avevano rinunciato a curarsi, vero? Perché la privatizzazione significa da una parte che la classe media si impoverisce perché paga due volte, con le tasse e poi con la prestazione privata, ma è tragica quando qualcuno non si cura più. Ebbene, sappiate che proprio pochi giorni fa PAES, che è l'amministratore delegato del centro di medicina, fatalità un'impresa trevisana che ormai sta acquisendo ambulatori in tutto il Veneto, li ha acquisiti a Vicenza, li ha acquisiti a Arzignano, li ha acquisiti a Schio. Ecco, ha detto che durante la pandemia i centri di medicina privata in Veneto hanno aumentato il fatturato del 40%. Ecco, siccome la crescita del privato è la cartina di tornasole della crisi del pubblico, io penso che sia necessario preoccuparsi. Ecco perché appoggio anche quella che è la terza gamba di Paese Reale, cioè l'esigenza di un piano di assunzioni nel pubblico che sia reale, poderoso. Brunetta parla di 500.000 assunzioni, ma queste 500.000 assunzioni di fatto copriranno solo le persone che vanno in pensione, no? Come diceva Go, c'è bisogno di un piano di assunzioni veramente importante, e c'è bisogno anche di rompere uno stereotipo deformante, cioè quello del paese di dipendenti pubblici, che non solo non è vero, ma è assolutamente falso e lontano dalla realtà, perché siamo il quartultimo paese in Europa per dipendenti pubblici rispetto agli occupati, ma siccome abbiamo un tasso di occupazione bassa, siamo gli ultimi in Europa per numero di dipendenti pubblici rispetto alla popolazione. E siccome ci si ammala anche se non si lavora, si va a scuola anche se non si lavora, c'è bisogno di servizi di amministrazione anche se non si lavora,
questo è veramente grave. Ecco, la qualità dei servizi pubblici, che nell'immaginario ci riporta spesso, come dire, a figure di grigi burocrati, in realtà corrisponde alla qualità dei servizi sanitari, alle qualità dei servizi scolastici, alla qualità dei servizi dei nostri comuni, in ultima analisi alla qualità della nostra vita. Grazie. Grazie Carlo, e passo la parola a Giulia che chiude sulla situazione. Giulia, te. Buonasera a tutte e tutti, grazie anche da parte mia dell'invito e grazie anche a chi mi ha preceduto perché gli spunti sono stati tanti. Io proverò a raccogliere insomma da questi spunti e provare a declinarli in chiave provinciale, appunto perché secondo me, in particolare partendo da quanto diceva Giancarlo Go rispetto alla programmazione degli investimenti che nell'ambito del PNRR sono investimenti di carattere prettamente strutturale, ma che hanno bisogno, agganciati a questi investimenti di carattere strutturale, di veri investimenti dal punto di vista anche, diciamo, della spesa corrente per quanto riguarda le assunzioni di personale che poi dovranno dare corso agli investimenti di carattere strutturale. Pensando a quanto ci raccontava Carlo rispetto ad un declino di una sanità veneta che si fregia di essere una delle migliori sanità d'Italia, ma che poi alla fine vediamo progressivamente sfaldarsi. Io penso che uno dei temi importanti e una delle chiavi di lettura importanti rispetto alla situazione attuale sia quello di un'analisi critica della coerenza tra ciò che viene dichiarato e ciò che viene effettivamente fatto. Se penso in particolare, e parlo insomma più della nostra regione, poi ovviamente della provincia che è quella che conosco meglio, noi abbiamo un piano sociosanitario regionale, ancora quello precedente all'attuale, quello del 2012, che prevedeva una cosa di cui parlava Giancarlo prima, e cioè riduzioni posti letto di ospedale per, diciamo, in un'ottica di una maggiore appropriatezza e gestione della spesa pubblica, ma con un analogo e parallelo investimento sui servizi territoriali e sulle strutture intermedie. Piano sociosanitario del 2012 che non ha ancora non ha ancora dispiegato i suoi effetti da questo punto di vista. La pandemia, è stato detto, ha messo in evidenza una problematica che noi evidenziamo da molti anni, vale a dire dell'importanza di una sanità non solo pubblica e universale, ma anche realmente integrata, insomma, nella sua dimensione sociosanitaria, quindi una valorizzazione della sanità territoriale. Sono parole che si continua a sentir pronunciare, che gli stessi amministratori regionali pronunciano continuamente, ma dalle quali non seguono effettivi investimenti che vanno in questa direzione. E se penso, è stato citato anche questo, provo a dare qualche numero anch'io, che una popolazione come la nostra, e penso in particolare alla provincia di Vicenza, che ha visto dal 2013 al 2019 un aumento di quello che viene definito l'indice di vecchiaia, cioè del rapporto tra gli over 65 e gli under 14, che è passato dal 144% del 2013 al 178% del 2019, pensiamo ad una popolazione che ha sempre più bisogno, oltre che di curare le cosiddette acuzie, cioè le problematiche che vengono trattate a livello ospedaliero, anche di tutta quella serie di servizi sanitari e sociosanitari che devono essere erogati dal territorio. E allora noi continuiamo a sentire parlare dell'importanza della sanità territoriale, ma poi nella pratica non vediamo questi investimenti. E allora io provo proprio a pensare a quanto sta avvenendo nella provincia di Vicenza per quanto riguarda la gestione dei servizi sanitari e dei servizi territoriali, per quanto riguarda ad esempio il tema delle assunzioni e della spesa del personale, e vedo che appunto tra il dire e il fare c'è tanta differenza. Giancarlo si interrogava rispetto ai tetti di spesa del personale, alle assunzioni che vengono fatte per garantire la continuità dei servizi. Diceva appunto che il Veneto ha mantenuto i livelli di virtuosità, insomma, e di pareggio che invece altre regioni non hanno mantenuto. Ebbene, quello che
mi sento di dire è che se da un lato in questi mesi, in questi 2 anni di pandemia, ci sono stati investimenti chiaramente non sufficienti per garantire, diciamo, un livello sufficiente di assistenza prettamente sanitaria, però per quanto riguarda le assunzioni di infermieri e di OS, visto che anche la normativa concedeva di andare in deroga a dei parametri di spesa storici e consente di andare in deroga insomma fino al 31 di dicembre, poi vedremo se ci saranno anche delle proroghe, assunzioni di personale, diciamo, sanitario e che comunque lavora all'interno degli ospedali ce ne sono state e ce ne sono state numerose, chiaramente non sufficienti per coprire l'intero fabbisogno, nel senso che se noi pensiamo che una grossa quantità di personale è stato dedicato non solo alle attività direttamente collegate al Covid, alle terapie intensive, ai reparti ospedalieri, con tutto il blocco delle altre attività che sono state fatte negli ultimi 2 anni, ma non mi soffermo su questo perché rischio di diventare lunga. Sono state fatte delle assunzioni non sufficienti, appunto, ma ingenti per garantire ad esempio i percorsi vaccinali oppure i percorsi di tracciamento, i tamponi alla popolazione. Quindi investimenti sul versante strettamente sanitario insufficienti ma importanti. Questo però a importante detrimento di tutta la parte territoriale, perché allora noi vediamo che sì, ci sono state queste assunzioni, ma nel frattempo non sono state fatte assunzioni di assistenti sociali, non sono state fatte assunzioni di personale amministrativo, che quando si pensa alla sanità si pensa che sia, diciamo, la figura professionale meno rilevante. Senz'altro, diciamo, non fanno assistenza diretta, ma garantiscono tutta una serie di attività correlate che poi però rendono possibile l'assistenza in senso stretto. Pensiamo banalmente all'attività che viene fatta all'interno dei distretti. Quanti di noi nella provincia di Vicenza in questo periodo, prima ne parlava Carlo, medici di medicina generale, sono pochissimi e moltissimi stanno andando in pensione. Tutta l'attività di riassegnazione dei medici dei medici di medicina generale a coloro che hanno perso il loro medico perché è andato in pensione e non sostituito, ecco che questo è un servizio di carattere amministrativo, ma diciamo essenziale per poter garantire la continuità dell'assistenza alle persone, ai pazienti. Su questo non è stato fatto alcun investimento. Se pensiamo ai tecnici della prevenzione, coloro che lavorano negli SPISAL e che si occupano di fare quei controlli che garantiscono diciamo la prevenzione di infortuni anche molto gravi sul lavoro, ebbene lì c'è stato un enorme disinvestimento e si è arrivati addirittura, per garantire quel tracciamento che appunto lo stesso Flor dice che è saltato, molti lavoratori tecnici della prevenzione degli SPISA sono stati dirottati nell'ambito delle attività di tracciamento. Questo appunto per fare qualche esempio di come diciamo tenere i conti e risultare virtuosi, magari facendo investimenti che danno una risposta immediata per quanto riguarda la gestione dell'emergenza, ma abbandonano tutto il resto della filiera territoriale, è un qualche cosa che diciamo espone il fianco della società rispetto alla qualità di un'assistenza che dovrebbe essere appunto a 360 gradi. Ultimo esempio che mi sento di fare, il mancato potenziamento nell'ambito delle USCA. Non so, adesso le USCA sono diciamo quelle equip di supporto, insomma, che sono state introdotte nella prima fase della pandemia e che prevedevano appunto delle equip di medici di medicina generale e di infermieri che svolgono attività di servizio a domicilio. Ebbene, anche qui, tra il dire e il fare, una delibera, la 782 del 2020, prevedeva, imponeva importanti assunzioni di personale in questo senso, e sono state fatte meno della metà delle assunzioni che servivano per garantire questo tipo di attività. Ecco, questo insomma per provare a descrivere come per provare a dare alcuni esempi di come il disinvestimento che viene da lontano e i cui effetti si dispiegano in maniera drammatica nei momenti di emergenza, però necessiterebbero di immissione di risorse importanti. Ecco, un ultimo esempio che mi sono dimenticata di fare, ma penso sia molto molto importante per quanto riguarda il personale
sociosanitario, appunto guardando a tutta la filiera dell'assistenza a partire dagli ospedali ma per arrivare al territorio. Uno dei temi importanti, lo citava Carlo prima, è quello delle case di riposo che in un contesto in cui il personale è poco, perché ci sono pochi infermieri e pochi operatori sociosanitari nel mercato, diciamo, non sufficienti professionisti che vengono che ottengono il titolo di studio a causa di una programmazione che è insufficiente. Ebbene, i lavoratori legittimamente, le lavoratrici, vanno alla ricerca delle migliori condizioni contrattuali e quindi, in questo senso, per ovvie ragioni di anche convenienza, decidono di transitare, vincendo concorsi nell'ambito delle ULSS, dalle case di riposo, magari case di riposo private, perché ricordo che oltre il 50% delle case di riposo nel nostro territorio sono o private o pubbliche, ma gestite con reparti da parte di strutture, da parte di cooperative sociali e quindi da parte di realtà private. Ecco che c'è un importante, diciamo, deflusso di personale dalle case di riposo alle ULSS, e questo portando, diciamo, a situazioni veramente drammatiche per la qualità del servizio da un lato, ma anche per le condizioni di lavoro di queste persone che cercano di mantenere in piedi un servizio magari al di sotto di standard regionali stravecchi e ancora inadeguati, e lavorando in condizioni ancora peggiori. E allora che cosa si è verificato? Che dentro un circuito, diciamo, in qualche modo inevitabile, insomma, le ULSS, che hanno svolto in questi 2 anni una maggiore attività di coordinamento delle case di riposo, hanno previsto il fatto che ci sia personale che dalle ULSS viene spostato all'interno delle case di riposo attraverso la formula del comando. Questa è stata una soluzione di emergenza che è stata importante, ma che certamente non può essere la risposta strutturale ai problemi legati alla tenuta delle case di riposo. E questo per dire che cosa, e chiudo, spero di non essere stata troppo lunga. Per noi è fondamentale che dentro tutta questa dinamica non solo vi sia maggiore coerenza tra quello che si dice e che si fa, che ci siano maggiori investimenti dal punto di vista delle assunzioni del personale, ma che ci sia una maggiore valorizzazione anche dal punto di vista economico, oltre che normativo, del personale, e che provi a guardare a tutta la filiera dell'assistenza. E qui cito invece Susanna, diceva appunto c'è molta frammentazione, anche nella filiera del sociosanitario c'è moltissima frammentazione, e questo porta a grandi differenze di trattamento tra i lavoratori. Pensiamo che nelle case di riposo non è ancora stata prevista dalla Regione una forma di incentivazione del personale che ha gestito l'emergenza in maniera drammatica. Nella sanità questo è avvenuto, nelle case di riposo nel privato non è avvenuto ancora, risorse non sono state stanziate, e quindi serve fare un ragionamento che provi anche a livellare naturalmente verso l'alto le condizioni contrattuali per evitare queste fughe che fanno male a tutti. Io ho finito. Grazie mille Giulia, e grazie in realtà a tutti quanti per la precisione e diciamo anche l'enfasi, la motivazione che avete messo nei vostri interventi. Io chiederei, visto i tanti spunti, abbiamo parlato di numeri, tanti numeri messi sul tavolo, ma anche insomma concetti, campi, complessità. Se avete qualche domanda, qualche commento, magari venite qua così se hai qualche domanda anche rivolta a loro e collegati. Spaesamento reale? Qua stanno mettendo... Ma se non ci sono domande, commenti, vabbè, magari provo a rompere io il ghiaccio con uno spunto di cui stavamo parlando prima con Giancarlo. Volevo chiedere, diciamo, a te, e poi anche se voi avete qualcosa da aggiungere rispetto a, diciamo, durante la pandemia abbiamo sentito molto i nostri eroi e ci aspettavamo assunzioni, migliori stipendi, una spesa in sanità che non tornasse, ma arrivasse
media europea o comunque si alzasse. Ecco, sembra che si stia tornando indietro e non si stia facendo alcun passo avanti di quelli promessi, e anzi le condizioni sia in termini retributivi che in termini di precariato delle persone che lavorano in ambito sanitario sono le stesse, se non peggiori, perché poi si sa che se si va verso il privato il rischio di frammentazione è ancora più alto. Che cosa si può fare? Quali sono le discussioni in questo ambito che stanno prendendo piede, se ce n'è qualcuna? Sì, dunque, noi stiamo in questo momento abbiamo messo in piedi una grande campagna per rilanciare le assunzioni all'interno del pubblico, però questo evidentemente non è sufficiente, anche perché in questo momento ci sono grossissime difficoltà. Sapete che siamo in piena fase di rinnovo contrattuale e comunque anche le risorse che attualmente sono state stanziate per riuscire a garantire e per poter riuscire a rilanciare un po' quello che è il riconoscimento del personale non ci sono, e anche nella recente finanziaria sembra che non ci sia nessuna intenzione di poter mettere a disposizione queste risorse. Sapete anche che stiamo cercando in tutti i modi, per quello che riguarda i contratti seguiti dalla funzione pubblica, anche di poter in qualche modo diminuire proprio questo dumping contrattuale che c'è tra pubblico e privato. Ci siamo già riusciti attraverso la sottoscrizione dell'ultimo contratto della sanità privata, perché finalmente si sono equiparati i contratti della sanità privata a quelli del pubblico. Restano tutti i contratti, tutti quei contratti, tra cui sono in particolare anche quelli che citava prima Susanna, in particolare i contratti privati, e tutta un'altra serie di realtà dove oggettivamente a parità di attività non c'è lo stesso stipendio. E questo è una cosa che stiamo cercando di rilanciare assieme naturalmente anche alla Confederazione, per riuscire a introdurre proprio questo concetto di pari attività, pari stipendio. Non c'è la volontà da una parte, sicuramente tutto l'ambito del terzo settore che ad oggi la fianca quotidianamente, il terzo settore in generale è tutto, diciamo, principalmente sono le cooperative che affiancano quotidianamente i lavoratori nel pubblico e anche nel privato, che però di fatto per i quali abbiamo stipendi estremamente più bassi. La volontà è proprio quella di intervenire e di portare, per quello che riguarda appunto le risorse, si diceva prima, anche per il pubblico impiego. Si discuteva per esempio sulla difficoltà rispetto agli altri stati europei di riconoscere anche, non è che diciamo, siccome libriamo il campo dal concetto di eroi, nessuno eroe. Io credo che tutto il personale che in questi anni ha fatto la sua attività l'ha fatta perché ci crede, perché fa parte del proprio lavoro, stanno oggettivamente dando molto anche in prima persona. L'esempio che ha fatto prima Giulia, il fatto che io ti do un comando, cioè ti prendo, ti sposto direttamente all'interno di un altro contesto, anche privato, perché l'emergenza richiede, nessuno si è messo di traverso, tutti hanno dato la loro disponibilità. Però ci sono due questioni da dire. Attualmente il contratto che c'è, abbiamo iniziato col contratto 16-18, stiamo cercando di potenziarlo con il contratto 19-21, è quello di individuare dei sistemi per poter riconoscere al personale la relatività, le aree di professionalità che questi svolgono, anche attraverso dei percorsi di carriera. Questo ad oggi non è possibile, al momento non c'è stata data la possibilità di dare questo tipo di risposta ai lavoratori, che naturalmente poi vorremmo cercare in qualche modo di spostare anche all'interno degli altri contratti, avendone la possibilità. Grazie, e visto che parlavi delle cooperative prendo questa domanda che è stata fatta da Giampaolo da Facebook, e magari Carlo la giro a te che te ne sei
occupato e scrive, ecco, la domanda la vedete in sovrimpressione, le cooperative offrono lavori di tutti i tipi a stipendi da fame, per alcuni è richiesta persino la laurea, 9 euro l'ora quando si è fortunati, appaltati da enti pubblici come le ULSS, e chi ci lavora quasi tutte donne. Carlo, vai tu. Sì. Grazie, beh, ci siamo occupati di questi temi, ma ci siamo occupati di questi temi insieme anche ai compagni della CGIL, c'è Giulia, è bello perché nel nostro territorio siamo riusciti a costruire un dialogo sui diritti tra forze politiche e sindacato, e in particolar modo con la CGIL che è qui questa sera. E io penso che questo sia un tema fondamentale, lo diceva prima anche Susanna Camusso. Io non posso pensare che quella cooperazione che era nata, no, in maniera anche, se vogliamo, creativa, con grande entusiasmo per dare delle risposte, dei bisogni che non ottenevano risposta, in realtà adesso sia spesso usata come un escamotage per giustificare una deflazione salariale. Ecco, nel nostro territorio noi abbiamo affrontato due questioni molto concrete, no? Da una parte noi avevamo un contratto in convenzione nella casa di riposo che gestiva anche a Montecchio proprio quello che poi diventerà una RSSPP, e si è deciso di mettere a gara un contratto pubblico che è stato poi vinto da una cooperativa. E qui abbiamo posto delle questioni. Quando tu hai a che fare con delle persone che hanno dei problemi di salute mentale, quando tu hai a che fare con delle fragilità, assumere persone, come diceva prima Giampaolo, con contratti fragilissimi ha due tipi di conseguenze. Da una parte, ovviamente, io non riconosco il diritto a un salario dignitoso, e come dicevamo prima, noi viviamo in un paese dove i salari sono in declino da 30 anni e senza una domanda aggregata significativa non possiamo pensare a una ripresa del paese. Dall'altra è evidente che colpire i diritti dei lavoratori significa colpire la qualità della cura, perché come diceva prima Giulia, se io lavoro in una casa di riposo con un contratto della cooperativa che fa schifo, se io lavoro con la persona fragilissima con un contratto che fa schifo, io cercherò di cambiare lavoro prima che posso, no? E quindi se io continuo a cambiare lavoro, salta quella continuità della cura che è la condizione di possibilità della qualità del servizio. Ma volevo portare un altro esempio, forse ancora più tragico, che ci riporta forse a condizioni di lavoro che potremmo definire protocapitalistiche. Ecco, io lavoro a scuola e i ragazzi più gravi, i ragazzi con disabilità definita 3,3, quindi in condizioni di gravità, nel nostro territorio vengono seguiti da operatori sociosanitari di una cooperativa che ha vinto l'appalto, e questi operatori sociosanitari, quando il ragazzo è malato, non vengono pagati. Questo è emerso in maniera assolutamente drammatica l'anno scorso, quando ovviamente con il Covid questi si sono trovati senza salario per mesi. Ma ovviamente quando un ragazzo ha dei problemi di salute grave, no? Spesso magari è a casa, cioè non è accettabile che chi lavora non venga pagato. E questo ci pone, secondo me, anche un'altra questione, no? Per dire, è possibile dopo la riforma del titolo quinto che in una regione vicina come l'Emilia Romagna chi si occupa di questo lavoro è un educatore, ritorniamo quindi all'aspetto prima di una sanità che debba avere un ruolo di prevenzione, di educazione e di riabilitazione, e invece in Veneto viene invece svolto da un operatore sociosanitario. Ecco, come proposta politica su questo, forse è una proposta ambiziosa, ma su questo voglio concludere. Sapete che di fatto le esternalizzazioni sono state facilitate sia dalla riforma del 2003, no? La Biagi Maroni, e da Joe Bucks, che hanno colpito al cuore quella legge del 1960 contro il caporalato, che era stata
come dire, aveva offerto un momento di grande progresso per il nostro paese. E di fatto bisognerebbe ritornare lì, e giace in Parlamento una proposta di legge del Movimento 5 Stelle di Leo del 2018 che dice una cosa molto semplice, se vogliamo banalissima, che chi fa la stessa mansione non può avere salari diversi, cioè non è possibile che un operatore sociosanitario in una casa di riposo assunto da una cooperativa, partendo già da una paga da fame, guadagni 300 euro lordi in meno per fare lo stesso lavoro, lavori 38 ore al posto di 36, abbia meno diritti nella maternità. E questa proposta di legge dice questa cosa semplice, no? Chi vince un appalto, no? Chi vince un appalto, che sia un appaltatore o un subappaltatore, deve garantire gli stessi diritti del lavoro e le stesse condizioni salariali della stazione appaltante, no? Forse non sarà facile arrivarci, ma quantomeno è necessario cominciare a discuterne. Grazie Carlo. C'è qualche altra domanda? Vai. E poi anche Marcello. Vai. Domanda rapida. Sì. Al di là, dopo del Veneto, che sappiamo bene il caso, delle recenti elezioni, Sì, così sentono anche loro. Imbarazzo. Devo parlare al computer. Vai, no, ma così va bene. No, al di là dopo del Veneto, che non chiederò a Carlo perché Zai ha preso l'80.000%, ma perché neanche in Italia si riesce a dar vita a una forza politica, ma meglio, o a dar vita a una forza politica che assuma lavoro e sanità come messaggi chiari, o perché nessuna forza politica esistente, cioè ogni giorno quando vediamo i sondaggi che escono, ne guadagna Azione, Italia Viva, vanno su, vanno giù, e a sinistra c'è la gara proprio al ribasso, cioè da anni questa cosa, e perché con la pandemia nessuno comunque è riuscito a spuntarla tra le varie cose. È un po' questa domanda, è perché nessuno mi sembra stia assumendo questi temi che sono fondamentali per ricreare come una forza in quest'area, insomma. Ecco, una domanda che vale 1000 punti. Giro la domanda direttamente a Susanna Camusso, visto quanto è ampia, e così se vuoi provare a dare una risposta. Non è salario minimo, ma è comunque politica. No, non è salario minimo, forse il salario minimo ne è una parte, cioè una politica di giustizia sociale è sicuramente una parte del tema. Basta vedere la discussione che si è svolta sul fisco in questo periodo, o la disattenzione a un tema come quello delle pensioni, o meglio ancora la disattenzione del rapporto tra Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e occupazione, in particolare occupazione giovanile, occupazione delle donne, e le grandi diseguaglianze del paese. Però dare una risposta è assolutamente difficile, ed è difficile dare una risposta diplomatica, perché in realtà bisognerebbe risalire alle origini di quando si è pensato che non era possibile dare una risposta effettivamente alternativa a un neoliberismo che sotto vari nomi, l'austerità, i compiti a casa, il pareggio di bilancio, i nomi che gli abbiamo dato sono tanti, però si è progressivamente affermato senza particolare opposizione, anzi, assumendo quelli come i punti di riferimento. Io credo che il nodo sia esattamente ancora e tuttora quello lì, cioè quello che non sono compatibili una politica neoliberista con la giustizia sociale. Poi la mia opinione è che non esiste una sinistra senza la giustizia sociale, che sta esattamente lì la distanza e la differenza tra destra e sinistra. Temo spesso sia un'opinione di pochi e non un'opinione, maggioritaria. A questo si aggiunge, la dirò male perché è una cosa su cui sto pensando in questo periodo, la fatica a rendersi conto che la traduzione europea del sogno americano, cioè l'idea che in realtà il mondo del lavoro diventasse tutto ceto medio,
e quindi essendo ceto medio avesse una condizione di reddito positiva che gli permetteva benessere e quindi come dire, cambiasse in qualche modo anche il suo status, le sue aspettative, che in gran parte negli anni 70 si è realizzato, nel senso con un salto, un passaggio da una condizione di non povertà, perché una volta quando si lavorava non si era mai poveri, si aveva comunque una condizione dignitosa, ma come dire, una progressiva crescita di reddito, questa si è interrotta molto tempo fa ed oggi avere l'idea che rappresentare i problemi del paese sia rappresentare solo il ceto medio esclude un'area crescente del mondo del lavoro. E soprattutto esclude quell'area crescente del mondo del lavoro che si chiamano giovani, che si chiamano donne, che si chiamano migranti, cioè che si chiamano tutti coloro che hanno maggiore bisogno di giustizia sociale, di risposte in termini collettivi, quindi di servizi. Ma se si invece continua a ragionare, pensiamo appunto alla discussione sul fisco di questo periodo, in termini di ceto medio, c'è una parte del paese che non riceve mai risposte, eppure la parte più diseguale, cioè quella che invece ne avrebbe maggiore bisogno. Però è un processo, come dire, molto complicato, perché vorrebbe dire una cosa che per esempio non sento dire a nessuno. Il Job Act è stata la legge più sbagliata nel momento peggiore e che ha determinato, come dire, un diluvio rispetto alle condizioni del lavoro, in particolare alle condizioni dei giovani, ma tutti fanno finta di no. Do un solo numero, effetto, come dire, delle politiche individuate col Job Act e poi utilizzate a manetta da tutti i governi successivi, compreso l'attuale governo. Sapete quanto valgono la somma delle norme sulle decontribuzioni che esistono? Valgono 21 miliardi. Noi abbiamo fatto lo sciopero generale su 8 miliardi di distribuzione fiscale della manovra. Se si pigliassero quei 21 miliardi e le si traducesse in politiche di giustizia sociale, forse Confindustria farebbe la rivoluzione, però forse si capirebbe da dove nascono i progressivi divari e quanto sia falsa il non avere al centro delle politiche una ricostruzione, la dico così, della responsabilità delle imprese invece che del finanziamento sistematico di ciò che dovrebbero essere normali condizioni di lavoro. Grazie, e se non ci sono altre domande, vista anche quest'ultima domanda, vorrei chiudere innanzitutto ringraziando voi per questa interessante chiacchierata, per voi che siete venuti qui e anche, diciamo, prendo spunto dalla vittoria che c'è stata ieri dall'altro lato dell'Atlantico di Gabriel Boric in Cile, per dire che c'è speranza per rimettere la giustizia sociale al centro e un sistema di welfare più inclusivo. Grazie mille, grazie.